Con Gigio Bresciani a commentare questa affermazione dell'Amatori Basket Lodi qui al Pala Ferrarin di Braganza, il 5-3, con un finale dove ti abbiamo visto comunque chiamare time out e inserire magari i giocatori di maggiore esperienza, perché Braganza aveva spinto nella ripresa. Sì, no, più che altro secondo me l'allenatore aveva deciso di risparmiare un po' su 5-1, ha detto ragazzi cerchiamo di mantenere il gioco, siamo a 9 falli, teniamo palla, non forziamo e forse abbiamo spesso smesso la nostra grinta di giocare, il solito nostro hockey, abbiamo un po' mollato e alla fine c'è stato il gol del secondo gol. C'è venuta fuori un po' di bagarre, noi sicuramente non eravamo più lucidi come di solito perché veniamo anche da una trasferta difficile. Certo. E alla fine sì, poi io cercavo, magari i ragazzi l'ho tenuti troppo fuori, sono diventati un po' freddi, diciamo che stasera ho voluto gestire in maniera diversa per risparmiare qualcosa magari alla fine forse ho messo un po' in difficoltà la squadra. Però sono stati ancora una volta bravi, hanno resistito, hanno lottato, quando c'è da soffrire questa squadra qui soffre sempre e si la cava. Questo è un po' il DNA di questi ragazzi, quando la partita è facile si girano un po', la partita deve essere sempre tosta e allora portano a casa il risultato. 3 punti importanti, andiamo avanti. E soprattutto diciamo il solco l'avete scavato da metà del primo tempo fino al termine della prima frazione, esibendo una capacità di recupero immediato di palla che sicuramente è stata apprezzabile dal punto di vista tecnico e tattico. Sì, è un po' la nostra caratteristica, no? Quella di cercare di imporre anche la difesa, tutto. È andata bene, abbiamo fatto dei gran gol perché comunque fare il gol a Mattia sono stati dei bel gol perché l'ha dovuta mettere là, se no non entra. Come sono stati il terzo gol del Braganza, è bellissimo. E niente, questo qui è stata una partita archiviata, sapevamo che non era semplice, avevamo una trasferta in Portogallo difficile e adesso noi stiamo già pensando a Sarzano. Come sta andando la gestione del doppio impegno? Triplo impegno. Triplo impegno, certo. È già la Coppa Italia anche. È già 2 settimane di fila che facciamo il giovedì Coppa, sabato, mercoledì e adesso di nuovo giovedì, perciò in 6 giorni sempre 3 partite. E siete reduci da un'impresa mica da ridere perché andare a vincere in casa delle Oliverense. Sì, è stato bello, però adesso il nostro pensiero è mercoledì. Mercoledì adesso forse è questo che ci ha fatto un po' toppare, che già io per primo pensavo già a quello a risparmiare per quella partita lì. Invece ogni partita va giocata, l'ha dimostrato il Braganza e quando si è iniziata la bagarre hanno cominciato a giocare. E comunque complimenti anche al Braganza perché ci ha creduto fino in fondo. Beh, tu qui a Braganza sei un ex, sei sempre ben voluto e quindi ti ringraziamo anche per questa disponibilità, in bocca al lupo per il proseguo di stagione. In bocca al lupo anche a voi e poi avete 2 forti marmini, dai. Certo, questo sì.